Appuntamenti in agenda per giovedì 22 maggio. Parte il sesto tributo a Carlo Riva, dedicato alla figura dell'ingegnere e imprenditore noto per aver creato alcuni dei motoscafi più iconici della storia. Dalle ore 8 l'arrivo di 20 scafi storici al molo Duca degli Abruzzi a Rapallo, a seguire la partenza verso Santa Margherita Ligure con l'approdo alla banchina Sant'Erasmo. Alle 16:30 nell'oratorio della parrocchia San Paolo Apostolo, in via Giuseppe Giusti 2 a Savona, il professore Santino Anastasi condurrà la conferenza Tra Rose e Papi, promossa dalle associazioni La Rosiera e Domani. Il Museo Archeologico Nazionale di Chiavari presenta alle 16:30 all'Auditorium San Francesco la nuova vetrina espositiva La tomba di Rapallo. Intervengono la direttrice Antonella Traverso e i funzionari archeologici Nadia Campana e Piera Melli. A seguire il pubblico sarà invitato alla visita guidata della nuova vetrina. Ultimo appuntamento per la rassegna Il Mare, Filosofia e Poesia. Alle 17 a Palazzo San Giorgio di Genova il giornalista e scrittore Massimo Minella omaggerà Pierpaolo Pasolini attraverso il suo reportage La lunga strada di sabbia, scritto nel 1959. Alle ore 17:30 nella sala Quadrivium in piazza Santa Marta 2 a Genova va in scena a volte anche l'operetta Ritorna, spettacolo di musica e fantasmi. Lo spettacolo è curato dal coro Claudio Monteverdi e promosso dall'associazione 50 e più Genova. Ingresso libero con offerta volontaria per sostenere le attività di inclusione dei ragazzi con disabilità promosse dal BIC. Le donne dell'arte è il titolo dell'incontro con il perito d'arte Armando Battelli, che si terrà alle ore 18 al teatrino Ottavio Cirio Zanetti di Genova. L'incontro sarà dedicato alle pittrici che con la loro arte hanno conquistato un posto pari o superiore a quello dei grandi artisti uomini. Alle 18:30 presso Bar Moretti in piazza San Bernardo 73R a Genova si svolgerà la presentazione del libro Capolinea di Davide Bressanin. Presenta la giornalista e scrittrice Emanuela Mortari, ingresso libero. Nell'ambito della rassegna Di terre vicine, di terre lontane, alle 21 nella sala polivalente Franco Lavoratori di Recco si terrà la videoproiezione Dal Beigua alle Cinque Terre di Andrea Parodi. L'alpinista e scrittore presenterà la sua collana di guide sull'Appennino Ligure, tra immagini e parole.